Basta fantacalcio, questa è la mia ultima giornata. No, mi sono scocciato, basta. Prima di partire con il mio sfogo, fatemi sapere innanzitutto voi cosa avete fatto questa giornata di fantacalcio. Se avete vinto, avete perso, avete pareggiato. Fatemi sapere se sono l'unico al mondo sfortunato al fantacalcio. In porta partiamo malissimo, lui con Svilar. Porta in battuta 7,5. Io Sommer, godo ancora. Aveva 3 gol contro il Napoli, tutto a posto. In difesa più o meno le cose vanno bene. A lui non gioca Ramon, ma gli entra Gaspar, 4,5 con l'ammonizione. A centrocampo sono nettamente superiore, almeno sulla carta. De Bruyne, calcia e rigore, segna, si fa male. Si prevede tra l'altro un lungo stop. Voglio capire chi metto a centrocampo la prossima. A papà. A lui non gioca Odgard, gli entra con 6,5. Calma, il suo attacco è sterile. Dobbik, Pellegrino e Ildiz hanno la media del 6 ma non portano bonus. Così come il mio attacco, Simeone segna solo contro il Napoli. Pinamonti non segna mai. Ma attenzione signori perché al posto di Seba Esposito mi entra un grandissimo Vardi. Primo gol in campionato 9,5 perché è stato ammonito. Ma lo capisco subito che la beffa è dietro l'angolo. Ma io per un punto ho pareggiato. Cioè ragazzi mi volete spiegare adesso com'è possibile pareggiare 1-1? Io ho fatto 2 gol, lui 0, com'è possibile? Cioè io sto ricreando le leggi della fisica, una cosa assurda. Ormai la mia classifica sta piangendo. L'andamento delle mie ultime 5 giornate è da retrocessione. Questi sono invece tutti gli altri risultati di questa sesta giornata di Fantacalcio del Napoli Creators. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa avete fatto, spero meglio di me. E io adesso mi vado a consolare con gli highlights su bwin.tv. Almeno mi guardo la perla di De Bruyne e il primo gol di Vardy. Almeno questo.